Sei ritornato a casa, che vuol dire ritornare a casa e che sensazione hai avuto quando sei entrato qui dopo 6 anni? Intanto buongiorno, quando sono uscito a casa mia, dopo un anno di attraversamento e tortura in Libia, dovevo considerare condurre la barca per forza, 250 persone a bordo. Arrivando a Augusta, dovevo andare in carcere, dopo in carcere fare tassamina. Poi quando mi sono trovato a scuola nautico, mi sono trovato un altro mondo che i professori, tanti amici, è stato sempre a fianco di me. Mi sono sentito come a casa mia. Prima pensavo che era la seconda casa mia, poi mi sono davvero sentito che sono a casa mia e dopo 6 anni mi trovo di nuovo e bella accoglienza come è stato sempre, grazie al nostro preside e a tutti gli altri professori che mi hanno aiutato ad essere l'uomo che è diventato oggi. Senti, se tu ce l'hai fatta, anche gli altri ce la possono fare. Cosa vuol dire? Vuol dire che io sono straniero, dovevo arrivare a imparare la lingua, tutte le cose che ho attraversato in prigione e tutto, però mi sono combattuto a imparare la lingua, fare sempre i compiti a casa, prendere motivazione per andare avanti. Chi vuole un bello futuro deve avere il coraggio a studiare. Forse il diploma non si serve oggi, ma può essere dopo 5 anni o 6 anni, si servirà un giorno. Io mi sono diplomato qua, non lavoro oggi al mare, però sto lavorando all'aeroporto. Può essere dopo 5 anni o 10 anni, posso cambiare, iniziare a lavorare come skipper oppure lavorare a navi o navette. C'è tante possibilità. Il mondo vivo nell'acqua, quindi il mare, il lavoro di mare ci sono per sempre. Credo che sia una bellissima risposta e mi gratifica profondamente per tutto quello che in qualche modo non abbiamo fatto, perché non abbiamo fatto nulla di che, abbiamo fatto solo il nostro lavoro, però evidentemente con FOF abbiamo avuto un'incisività e una possibilità più grande rispetto anche a tanti altri ragazzi, quindi di questo ringrazio Dio perché è stato un grande dono il suo passaggio in questa scuola.